padre, ciao. Grazie, Ciao. grazie, mandi. E saluto tutti i cittadini presenti a testimoniare il valore della libertà. Una data, quella del 25 aprile, in cui torna alla memoria viva quello che è il passaggio fondamentale, no? Per il processo degli avvenimenti storici, dalla fine della tirannia e dell'oppressione per incamminarsi verso la democrazia e la libertà. È un contesto comunque quello in cui viviamo, che ricordare quali e quanti a tutti noi tocca il compito. Siamo qui in questo cimitero per ricordare che il processo di liberazione non è stato condotto soltanto dagli italiani, ma anche da molti alleati che purtroppo hanno perso la vita. Purtroppo l'infamia delle leggi razziali. Non siamo da soli in questo continente e oggi più che mai, con la guerra che abbiamo alle frontiere dell'Europa, è la prova provata che dobbiamo essere uniti nel difendere la libertà. Noi diciamo questo Kaddish in memoria di Efraim Cohen, Feedback, Zichronah Livracha, Marx, Zichronah Livracha, Man Kariv Meiru Amen, Amen. יהיה שמי רבה מברך לעולם, לעלמי עלמיה, לילה לילה לכל ברכתה, שירתה, בשקתה. Qui nel paesino, dove era sindaco Castelletto. Ah, ho capito, sì, sì. Quella lì dell'Armenia. No, mi confondo. No, Mi confondo. Abbiamo